Ci sono volute 13 sedute diluite in 5 settimane e lo stesso voto finale non è arrivato prima delle 3 di notte in un'aula popolata da 50 consiglieri, 33 di loro favorevoli, 17 contrari all'approvazione del bilancio di previsione 2015. Poco prima, all'1, la strada era stata spianata con il voto della legge di stabilità mantenuto con pressappoco la stessa maggioranza, 32 a 17. La finanziaria della Regione Veneto esce particolarmente corposa, composta da 66 articoli, erano solo 6 prima, più un maxi emendamento della Giunta volto a stanziare 50 milioni di euro a favore di una lunga serie, ben 11 pagine, di interventi locali per il sostegno e la ripresa economica. La manovra di bilancio 2015 ha dunque un quadro finanziario dimensionato a 12 miliardi di euro. Sul fronte della spesa i 2/3 del bilancio sono dedicati a sociale e sanità, quest'ultima impegnata per quasi 8 miliardi e mezzo di euro. Le entrate principali sono invece le riscossioni tributarie, 9 miliardi di euro fra IRAP, addizionale IRPEF e sul gas metano, oltre a compartecipazione al gettito IVA, bollo auto, ecotassa per i depositi in discarica, tasse universitarie e tasse sulle varie concessioni regionali. Altri 2 miliardi e 300 milioni giungono da mutui e operazioni creditizie, quasi mezzo miliardo arriva dai fondi comunitari, altrettanto da alienazioni, riscossione dei crediti, trasformazione di capitale e trasferimenti. Fra una miriade di polemiche approda dunque la conclusione il bilancio con il percorso in aula della Regione Veneto più lungo della storia dell'amministrazione. Dal 13 gennaio, quando la manovra finanziaria venne presentata al Consiglio, al 10 marzo, giorno in cui venne avviata la discussione in aula.